Buonasera a tutti, seconda puntata di Mani e Fuori, una puntata speciale perché questa sera seguiremo in diretta le partite della terza giornata della Superlega di pallavolo maschile, chiaramente con un occhio particolare al campo di Macerata, dove è in campo la Tonazzo Padova, ma tanti ospiti di altissimo livello e tantissime sorprese per una puntata davvero unica di Mani e Fuori. La sigla è pronta, la scheda anche. Si parte! La Superlega che non ti aspetti. Guardi la classifica e scopri che accanto a Modena ci sono due outsider come Ravenna e Molfetta. Certo, siamo solo alla seconda giornata, ma fa piacere che il campionato possa già regalare di queste sorprese. La sorpresa che purtroppo non è arrivata da Padova, dove la Tonazzo ci ha messo anche l'anima, ma non è riuscita a intaccare la supremazia del Modena di Brunigno. Squadra costruita per arrivare molto in alta e allenata da uno dei migliori tecnici italiani, Angelo Lorenzetti, uno che prima o poi è destinato a sedersi sulla panchina della nazionale. I bianconeri le hanno provate tutte. Dopo un primo set disastroso, coach Baldovini ha anche gettato nella mischia il giovane Stefano Gozzo al posto di Garghella, una mossa che ha dato brio all'attacco anche se inevitabilmente si è pagato dazio in ricezione. La squadra però ha reagito e il pubblico ha capito che quest'anno a certe sconfitte bisognerà farci un po' l'abitudine. Ha capito che gli obiettivi stagionali sono quelli di valorizzare un gruppo di giovanissimi e investire sul futuro. Vi pensate? Dal secondo set in poi in ricezione c'erano Balaso, Quiroga e Gozzo. 60 anni in 3, roba da non crederci. Quasi 3.000 persone al Palafabris, anche questo è uno straordinario successo. Solo la sfida tra Perugia e Trento ha saputo fare di meglio. Padova c'è, e come se c'è, ma questo nessuno l'aveva mai messo in dubbio. E allora l'applauso con cui i tifosi bianconeri hanno salutato alla fine la propria squadra testimonia che ci sono sconfitte e sconfitte, che si può perdere 3-0 senza far drammi, specie se diversamente dalla prima partita a Trento la squadra ha dimostrato di mettere in campo tutto. Nelle prossime partite rientreranno anche Rosso e Milan, fino ad oggi spettatori forzati, e allora anche Baldovin avrà a sua disposizione qualche alternativa in più. La seconda di Superlega poi conferma che quest'anno Trento fa sul serio. Non si vince 3-2 a Perugia per caso, dopo essere stati sotto 2-0. Preoccupano invece le voci che arrivano da Piacenza, dove, secondo le parole del patron Molinaroli, le risorse economiche stanno già per finire, perché, a quanto si dice, il nuovo socio di maggioranza, Ruggeri, non avrebbe ancora versato le somme previste al suo ingresso in società. Solo un bluff o pericolo vero? Lo si scoprirà nelle prossime ore, con la speranza chiaramente che l'allarme possa rientrare e che Piacenza possa continuare la sua avventura da protagonista in Superlega. Quello che è certo, però, è che certi discorsi alla terza di campionato fanno già venire il mal di testa, perché screditano l'intero movimento. La pallavolo per crescere ha bisogno di società serie e lungimiranti, che facciano il passo secondo la gamba e di persone appassionate. Il resto serve a ben poco. Eccoci qua, buonasera, puntata speciale di Mani e Fuori. Seguiremo in diretta, come abbiamo visto nel backstage, la terza giornata della Superlega maschile. Questa è la scheda introduttiva, come vi dicevo, ospiti straordinari che vado subito a presentare perché il programma è davvero ricchissimo. Il padrone di casa, posso chiamarti così, presidente della Tonazzo Padova, Fabio Cremonese. Applauso per te. Buonasera. Fabio, ne è arrivato. Buonasera. Pensate che in regia, vedete che adesso tra poco scorrerà sotto si chiama sottopancia. Fabio, non prenderla male, non è niente di si chiama sottopancia tecnicamente, è il nome che scorre. E mi hanno detto: cosa mettiamo sotto il nome del secondo ospite che vi presento? Io ho detto non scrivere niente, perché chi non conosce Marco Meoni non è degno di guardare questa trasmissione. Marco Meoni, ciao, ben arrivato. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, grazie. Buonasera.
Un altro padrone di casa, perché questa trasmissione parla di pallavolo padovana, non solo di pallavolo Padova, e quindi abbiamo il piacere di avere il presidente del comitato FIPA di Padova, Fabio Nardo. Ciao Fabio, Grazie. ben arrivato anche te. Buonasera. E poi abbiamo un amico non solo della pallavolo Padova, ma io dico sempre di tanti sport, perché lui con la sua passione, con le sue risorse, con la sua azienda, dà veramente una mano a tantissime società. Mauro Bergamaschi, ciao Mauro, ben arrivato. Grazie. E complimenti sempre per quello che fai. Accanto a me c'è Valentina per seguire, ciao Valentina, ben arrivato, ben arrivata per seguire chiaramente i risultati da tutti gli altri campi. Come vedete, come sempre è un po' vuoto attorno a noi, ma vi garantisco che dalla seconda parte in poi questo spazio si riempirà alla grande, perché avremo una squadra, anzi due squadre che si stanno mettendo assieme e che questa sera verranno a raccontarci tutto quello che stanno facendo di bello in questi giorni. Bene, io direi subito di dare subito un flash. Io dico solo che a Macerata la Lube ha vinto il primo set per 25-15 su Padova ed è avanti 12-9 nel secondo set. Valentina, mi puoi dare anche un flash dagli altri campi? Vediamo un po', partiamo con i risultati di tutta la Superlega. Certo, abbiamo Ravenna in vantaggio 1-0 contro San Sepolcro, e Verona è in svantaggio 1-0 contro Piacenza. Perugia sta vincendo 1-0 contro Latina e Volley Modena sta vincendo 1-0 contro Monza e il Trento abbiamo 1-0 contro Molfetta. Perfetto, quindi tutto sommato risultati per ora abbastanza in linea. Fabio, questa puntata particolare, da dove partiamo? Dall'attualità o da quello che abbiamo visto domenica con Modena? Facciamo un punto su quello che abbiamo visto con Modena. Beh, quello che abbiamo visto con Modena è stata una partita che chiaramente abbiamo perso, però abbiamo perso, io reputo, con una grande dignità di squadra, una grande volontà di comunque dimostrare che Padova c'è. Abbiamo i ragazzi che sono scesi in campo molto motivati e con una convinzione più grande rispetto a Trento che possiamo fare bene. Quindi io mi reputo soddisfatto di come sta in qualche maniera crescendo la nostra squadra. Io ho detto nella scheda iniziale che Padova, il pubblico di Padova dovrà un po' abituarsi. Domenico lo ha dimostrato, cioè ad essere maturo e a capire che quest'anno sarà un anno difficile, però a dover seguire comunque la squadra forse con ancora più passione rispetto agli anni scorsi. Sì, però dobbiamo dire che domenica comunque la squadra ha dimostrato che ci ha messo il cuore durante la partita e questo il pubblico lo ha percepito. Lo hanno percepito tutti, insomma, anche perché abbiamo perso un set in maniera forse un po' più, diciamo, più forte, ma gli altri due set abbiamo comunque giocato la nostra partita, abbiamo fatto bene, ecco, chiaramente. Vediamo adesso in sottofondo proprio le immagini della partita Esatto. di domenica. Marco, tu eri presente la domenica con te, la tua bellissima famiglia, tra l'altro tuo figlio gioca? Con la pallavolo Padova? Sì. Dimmi un po' com'è, dimmi un po' perché sono curioso di sapere il figlio di Marco Meoni come gioca a pallavolo. Com'è per il papà, no? Com'è per il figlio. Non è facile e penso non sia facile neanche per lui perché chiaramente si porta dietro un cognome pesante. Però devo dire che ha fatto tutti gli sport, ha fatto rugby, pallanuoto, calcio e per la prima volta lo vedo veramente contento di andare all'allenamento. Questo grazie alla pallavolo, che è uno sport ovviamente fantastico, ma penso che Padova stia facendo un ottimo lavoro e già dalla prima riunione che è stata fatta insieme anche all'allenatore della prima squadra nei confronti dei ragazzi, delle giovanili e dei genitori dei ragazzi, l'approccio che c'è stato mi è piaciuto moltissimo e mi ha ricordato quello di quando ho cominciato io e penso che questa sia la cosa migliore per chi si approccia a questo sport. Pensa che domenica mi sono venuti un po' i brividi perché c'eri tu, e ok, sono contento di averti visto al Pallafabris, ma c'era anche, come avrai notato, Nereo Baliello, Come no? uno dei padri fondatori della pallavolo padovana ed è la persona che credo ti abbia un po' scoperto, quantomeno è venuto a prenderti a 90 Padovana dove tu giocavi con la mitica Nova Gens, o sbaglio? Sì, là c'è stata una commissione di eventi, perché lui era amico di mio padre, si conoscevano con mio padre e io ero stato alla Nova Gens. E chiaramente da lì Padova era la città di spicco, lui insieme a tutti gli scagnozzi di Padova, dopo mi hanno prelevato, con mio forte disappunto peraltro, ma chiaramente era inevitabile il passaggio dopo. Sì, sono bellissimi ricordi e proprio l'altro giorno cercavo di ripensare quando ho cominciato ma non mi viene in mente. Io ricordo, e poi anticipo qualcosa perché tra poco vedremo, come dicevo, la squadra ospite di questa sera.
un amichevole a Este, nel vecchio Palasport vicino al Duomo, in cui arrivò una squadra cecoslovacca, in cui arrivò Nereo Baliello e mi disse: Massimo, stasera abbiamo con noi un ragazzino che diventerà il palleggiatore della nazionale. Io mi ricordo che arrivò questo biondino con questa borsona della Nova Jazz, che chiaramente eri tu, e dico, No, perché bene. giustamente hai detto biondino, magari la gente visto No, sei è rimasto ancora, le pochissimo, non caratteristiche sono capiva. rimaste. E lui mi disse questa cosa che a me è rimasta impressa. Adesso sei un perché- diversamente biondino. è rimasta così. Io ho questo ricordo indelebile veramente di quella sera. Marco, cosa fai di bello adesso? Perché tu hai smesso di giocare da un anno, però so che hai tantissimi interessi, perché per portarti qua questa sera non è stato facilissimo. No, beh, non è facilissimo perché purtroppo, o per fortuna, le mie attività non sono, o solo parzialmente, solo qua a Padova, quindi seguo dei locali che ho nelle Marche, tra l'altro proprio vicino a Non a Macerata. caso ti abbiamo chiamato questa sera. Esatto. E questo mi porta via tantissimo tempo, oltre a alcuni eventi che organizzo, che chiaramente mi fanno lavorare. E un po' di tempo adesso cercherò di cavarmelo, visto che forse verrà fuori qualche collaborazione Beh, con questa è la la notizia. pallavolo locale, allora lì potrebbero nascere cose interessanti. Fabio Nardo, perché sono due di Fabio, questa sera uno come Meoni bisogna che ce lo tiriamo dentro, come si dice nella pallavolo Esatto. padovana, non possiamo Esatto. lasciarlo ai margini, no? No, il movimento della nostra pallavolo impone che ci sia anche un faro, no? Ecco, lui potrebbe essere quello che per noi è un punto di riferimento per varie iniziative e pensieri che abbiamo. Ne abbiamo già parlato prima anche un po' con Marco, insomma, vedremo nelle prossime settimane come si potrà organizzare una collaborazione Allora prendi insieme. già un impegno che quando avrete ufficializzato qualcosa Impegno saremo già i primi a preso. saperlo. Impegno preso. Con mani Questa a fuoco. trasmissione sarà il primo punto pubblico che saprà della nostra collaborazione. Benissimo. Come vi dicevo, questa sera è una puntata particolare. Intanto diamo un rapido cenno. Macerata avanti 17-13 nel secondo set, 1-0 per la Lube, poi vedremo mano a mano e faremo anche un paio di collegamenti, se ce la facciamo, se la qualità audio sarà buona, con Marco Gianesello, responsabile marketing della Tonazzo Padova, che è a Macerata assieme a tutto lo staff. Dicevo che quest'anno vogliamo fare delle trasmissioni un po' frizzanti, quindi ogni tanto abbiamo qualche gag da far vedere. Alberto Sanavia, responsabile ufficio stampa della Tonazzo Padova, ogni settimana ci regala qualcosa di particolare. Guardate cosa ha preparato questa settimana per noi. Stop worrying about things I can't control. Stop worrying about the dollars I don't know. Stop worrying about the things I cannot know. And sometimes it feels so good. Stefano Giannotti, relativamente al prossimo avversario, le statistiche dicono che Padova ha sempre vinto tutti gli scontri diretti. Mattia Rosso, che sensazioni hai dopo i primi giorni di allenamento? Ma devo dire che di me stesso sono abbastanza soddisfatto perché sono arrivato in discreta forma. I miei compagni più o meno, in realtà molti di loro sono arrivati con una panza incredibile, quindi bisognerà che la smaltiscano in fretta. Coach Valerio Baldovin, oggi una bella vittoria per 3-0, cos'è che è andato bene? Beh, a noi tutto, certo che gli altri erano proprio scarsi oggi. Antoine Aguilar, which are the first words you learned in Italian? No, Tom. Ti ho detto pasta, pizza e mandolino. Coach Nicola Baldon, come vi preparate alla prossima impegnativa sfida di campionato? Allora, abbiamo già deciso oggi di stabilire la sveglia alle 11, 11:30, poi abbiamo la seduta di PlayStation indispensabile fino alle 16 e poi andiamo tutti quanti alla Sagra delle Costicine. Quest'anno com'è il rapporto con i nuovi compagni? Sì, beh, con tutti i compagni va abbastanza bene, a parte c'è un ragazzo, uno giovane che viene da Chioggia, mi sembra, un certo Vianello, che guarda, faccio proprio fatica a sopportare, però mi sta un po' sulle balle, ma... Ehi, ciao, come va? Quest'anno tutto bene, dai, bel gruppo. Fra qualche giorno sfida contro la prima in classifica, come vi state preparando in questi giorni?
Marco, vieni. Spacco tutto! Allora, saperlo prima, in realtà magari quest'anno giocavo soltanto al Fantavolley. Stefano Gozzo, quest'anno l'opportunità di ritagliarti spazio nella Superlega, cosa ne pensi? Beh, lo spazio me lo creerò perché mi sto allenando bene, quindi è ovvio che partirò da titolare, quindi senza fare tanti discorsi. Ciao Stefano, ascolta, vieni qua che parliamo un attimo io e te. Parliamo un attimo però, parliamo un attimo che Gozzo questa sera è partito titolare, quindi questa cosa che sembrava quasi impossibile qualche settimana fa quando è stato registrato questo bellissimo filmato è diventata realtà questa sera grazie anche a causa dell'assenza di Mattia Rossa e di Sebastiano Milan, che però dovrebbero essere disponibili per la partita di domenica prossima. Tra poco andiamo in pubblicità, però vedete già nel backstage le formazioni del Monselice Este, ma poi ci diranno bene come si chiamano quest'anno perché saranno gli ospiti, sarà la squadra ospite della puntata di questa sera. Noi vi ribadiamo invece il parziale da Macerate prima della pubblicità. Valentina, Lube avanti, un 7-0 e poi? 7-0 e poi abbiamo San Sepolcro Ravenna. No, 22-17 per Macerata con ok. Padova, poi gli altri li vediamo dopo. Dopo li vediamo. Pubblicità, a tra poco.